Con TG una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi, nel consueto spazio di informazione regionale. Allora diamo subito uno sguardo alle variazioni che ci sono state dalle 5 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina per quanto riguarda i nuovi casi di positività. Sono 51 i nuovi positivi. Andando a vedere negli ospedali com'è la situazione, vediamo che ci sono 3 nuovi casi in area non critica, benissimo invece questo segno meno davanti al 4 pazienti in meno in terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi, invece purtroppo nella notte 4 persone hanno perso la vita. E andiamo a vedere invece la tabella relativa alle vaccinazioni, le variazioni che ci sono state per quanto riguarda le vaccinazioni. Nelle ultime 24 ore si sono fatte 33.881 nuove somministrazioni, di cui 12.041 come prime dosi, un totale invece di cicli completati di 21.840. Il totale delle vaccinazioni, delle dosi somministrate è pari a 2.520.410. Di conseguenza numeri importanti, e proprio sul fatto dell'importanza di accelerare le vaccinazioni. Su questa questione è intervenuto lo stesso governatore Zaia, che dice soltanto così si può rilanciare anche tutto il comparto dell'economia. La luce in fondo al tunnel appare più vicina. Il Veneto è pronto ad avviare la fase di ripartenza post-pandemia grazie soprattutto ad una campagna vaccinale che, forniture di dosi permettendo, ha registrato nelle ultime settimane una vigorosa accelerazione. Sopra gli 80 anni abbiamo vaccinato il 98% dei cittadini. Dai 70 ai 79 anni l'84% dei cittadini, sono dati eccezionali. I 60-69 anni siamo ormai al 78% e crescono bene anche i 50-59 anni che sono al 68%, un po' di meno i quarantenni, ma hanno anche pochi posti in agenda per prenotarsi. Direi che sta andando bene. Ovviamente noi abbiamo aperto prima degli altri a fasce d'età più giovani perché stiamo vaccinando molto. Le nuove linee guida sulla campagna vaccinale appena emanate dal generale Figliuolo prevedono peraltro il graduale passaggio da vaccinazioni effettuate in maniera centralizzata ad un sistema delocalizzato, prevalentemente a domicilio. In questo ambito, per i soggetti più fragili, la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche ha sottoscritto un protocollo con Regioni e Ministero della Salute. Dopo quella sanitaria, poi, la seconda priorità sarà quella di far ripartire l'economia. Noi dobbiamo pensare a chi ha perso il lavoro, una persona su 4 a livello nazionale ha perso il lavoro. Noi abbiamo perso almeno 40.000 posti di lavoro e questo la dice lunga sulla priorità. La priorità è il lavoro, far ripartire l'economia, e se ne viene fuori con sicuramente i fondi del recovery, gli investimenti eccetera, ma anche lasciando libere le persone, le nostre imprese. Lo vediamo qui a Venezia. Era vuota e adesso si comincia a rivedere movimento, gli alberghi sono aperti, penso che questo sia il bel segnale. Insomma, avete sentito attività che ripartono. Abbiamo in collegamento Skype Emanuele Munari, sindaco di Gallio. Sindaco, intanto buongiorno, ben ritrovato, perché abbiamo sentito il governatore Zaia parlare della ripartenza delle attività. Fa un po' sorridere, però da ieri è stata riaperta l'attività, la stagione sciistica, diciamo così, sulle nostre montagne, sulle montagne dell'altopiano. Fa sorridere perché il 22 maggio di neve non ce n'è. Vi sentite un po' presi in giro? Sì, buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, ci sentiamo un po' presi in giro, anche se questa volta magari rispetto a quel famoso 14 di febbraio dove sembrava che si potessero riaprire tutti i nostri impianti di risalita, oggi ormai l'accettiamo con un po' di filosofia, un po' di sarcasmo e cerchiamo di digerirla pensando che questi impianti possono almeno funzionare per quest'estate imminente, per poter portare su i nostri turisti con le biciclette per chi volesse e poter comunque usufruire di questi nostri impianti. Io mi auguro però che quello che abbiamo visto sia un po' in qualche modo rimescolato, e parlo dei fondi destinati appunto agli impianti di risalita, dove su 600 e 700 milioni di euro oltre il 50% va solamente ad una
regione, che è quella del Trentino Alto Adige. Poi il rimanente 50% verrà invece ristorato a tutti gli impianti dislocati in tutta Italia. Quindi mi aspetto qui veramente un colpo di reni da parte di chi è al governo, e soprattutto poi anche un appello invece alla nostra Regione Veneto, che sarà deputata a gestire una parte di questi fondi, affinché veramente siano adottati dei criteri che possano andare incontro a tutti gli investitori e a tutti gli impiantisti che ovviamente hanno subito dei gravi danni non solo nell'altopiano ma anche in tutto il Veneto. Quindi mi auguro che da questo punto di vista non ci sia un'ulteriore beffa per i nostri imprenditori che hanno atteso quel famoso 14 di febbraio, Vanessa, per poter riaprire, e invece poi, come sappiamo, la storia è andata a finire in un altro modo e ci troviamo oggi a sentirci dire che possiamo riaprire gli impianti, ma a maggio sinceramente in ghiacciaio sì, ma nei comprensori diciamo di media altezza non si è mai sciato. Sì, un po' un assurdo in effetti, però come diceva lei, anche il fatto che magari seggiovie o quant'altro che possano portare le persone, i visitatori, turisti almeno sulle vette, questo almeno si spera che insomma possa essere una vera e propria ripartenza. Parlando di ripartenze, la situazione come si sta presentando sull'altopiano in questo, tra l'altro, primo fine settimana con il coprifuoco che è stato spostato alle 23? Sì, per quanto riguarda la sensazione, o meglio anche quello che sono le prenotazioni, sentendo appunto gli amici che hanno le agenzie immobiliari e quindi gli appartamenti da affittare, si sta respirando un'aria veramente di quasi pienone, come lo si è respirata già nello scorso anno, nella scorsa estate, perché il turismo di prossimità sicuramente con questo Covid è stato accentuato, quindi quelli che sono i turisti di prossimità che prendono una casa per un mese, per una settimana, per 2 mesi, ci saranno ancora. Preoccupano invece ancora un po' gli alberghi, la situazione stagnante dei nostri alberghi, che non registrano grandi prenotazioni. C'è qualcosa, si sta muovendo proprio in questi giorni, tutto ancora è fluido perché chiaramente si aspetta anche qui un colpo di reni del governo per quanto riguarda e il distanziamento e il fatto di poter andare in albergo e il fatto di poter ritornare a mangiare in ristorante e in bar all'interno in caso appunto di pioggia o di temperature non tanto estive ancora qui in montagna. E speriamo che anche gli alberghi quest'anno possano veramente godere di questa ripartenza di cui tutti ne parlano, però in concreto oggi non si è ancora vista, se no per quelle famiglie o quelle nuclei familiari che hanno deciso di prendere una casa in affitto sull'altopiano proprio per, in caso di necessità, sono in montagna, possono uscire, possono andare nel circondario e quindi in qualche modo godersi un po' un aspetto, se vogliamo, turistico, no? Rispetto magari alla città dove vivono. Certo. Però ripeto, gli alberghi, le presenze alberghiere ancora oggi ci preoccupano, quindi stiamo a vedere l'evoluzione. Senta, che umore si respira proprio tra i diretti interessati, quindi gestori di alberghi, ristoranti, bar? C'è ancora un po' di preoccupazione, c'è preoccupazione perché appunto l'incertezza dei dati, anche se oggi sono in calo e anche se si parla già dal 7 di giugno, quello che sarà anche una zona bianca, lo speriamo tutti vivamente, lo speriamo tutti, speriamo anche, qualora fosse così, di non pagarla poi come già successo l'anno scorso fra qualche mese. È pur vero che le vaccinazioni stanno andando avanti, però non dobbiamo basarci solo sul fatto che se siamo vaccinati possiamo fare quello che vogliamo, perché ovviamente dal punto di vista tecnico-scientifico ho sentito più di un esperto dire che non è che le vaccinazioni possa risolvere al 100% o risolverà al 100% la problematica delle varianti, tanto per dirne una. Quindi dobbiamo sempre fare un po' di attenzione. Certo che riuscire a diventare zona bianca vorrebbe dire respirare un po' di più, magari togliersi anche la mascherina all'aperto e poter in qualche modo tornare un po' più alla normalità. Però ripeto, oggi per quanto ci riguarda la situazione è ancora un po' di incertezza, dobbiamo ancora capire bene quale sarà il binario giusto da seguire. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Gallo, Emanuele Munari, grazie per il suo intervento. Buona giornata, buona domenica, spero non di lavoro oggi per lei. Oggi è un appuntamento con gli alpini che sono sempre gli amici di Noscinaci e dei miei particolari, quindi abbiamo un'assemblea a Gaglio degli alpini, quindi poi alle 3 ho anche questo
piacevole incontro con loro, quindi Bene. si lavora sempre anche di domenica, non c'è nessun problema. Grazie Sindaco, grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Buona giornata e noi ci separiamo per qualche istante, c'è un break. Ben ritrovati in diretta, abbiamo parlato della necessità dell'accelerazione delle vaccinazioni, abbiamo parlato di ripresa, di ripartenza. In tutto questo restano fondamentali per la lotta, la regolazione della pandemia, i tamponi rapidi. Il vantaggio enorme, appunto, è quello di poter isolare immediatamente la persona con un tampone rapido in tutte le situazioni che sappiamo si possono verificare. Parla di vantaggio enorme del tampone rapido rispetto al tampone molecolare nel contenimento del contagio del coronavirus il professor Umberto Tirelli, specialista in oncologia, ematologia e malattie infettive, primario e docente universitario, nonché tra i più importanti scienziati italiani, secondo la rivista scientifica internazionale PLOS Biology. Tirelli basa il suo giudizio su dati oggettivi. I tamponi rapidi o antigenici sono quei tamponi che in pochi minuti danno la possibilità di rilevare la presenza di antigeni o pezzi del virus sul tampone che noi abbiamo fatto a livello nasofaringeo. Invece i tamponi molecolari vanno a ricercare il virus, l'RNA del virus, sempre dal tampone nasofaringeo, richiedono molto più tempo per avere una risposta. In Veneto l'ampio uso del tampone antigenico rispetto al tampone molecolare per contenere l'epidemia è stato al centro di un dibattito, a volte anche polemico, che però, nelle parole di Tirelli, non ha ragione d'essere. Test rapidi antigenici hanno una loro validità perché in poco tempo, pochissimo tempo, fanno rilevare la presenza dell'infezione o almeno il sospetto di questa, perché poi la conferma deve essere sempre il tampone molecolare, ma in questa maniera studi comparsi recentissimamente nella bibliografia internazionale molto autorevole conferma la validità soprattutto dei tamponi molecolari rapidi di terza generazione, la validità e la sovrapponibilità proprio con i test molecolari. E intanto in questo fine settimana verso il ritorno alla zona bianca la città di Venezia è stata letteralmente presa d'assalto. Forse l'unico motivo per cui oggi non sarebbe corretto parlare di assalto a Venezia è che negli ultimi anni questa città è stata attraversata veramente da folle immense di turisti, 20, 25, 30 milioni all'anno. Ma decine di migliaia di persone che convergono contemporaneamente nello stesso punto, come è accaduto a Venezia in questo fine settimana, rappresentano comunque un bel numero, anche per una delle capitali del turismo di massa. Alle mie spalle uno scenario che avevamo quasi dimenticato, una piazza San Marco che è tornata a popolarsi. Sono aperti i musei, è aperta la basilica, sono aperti quasi tutti i locali della piazza. In realtà però non tutti coloro che lavorano col turismo si dicono entusiasti della giornata. Come sta andando la giornata? Male, Nessuno vuole fare giri in gondola. pochissimo. Siamo in 4 qua, ci dobbiamo ancora muovere. Si vende niente. Quasi niente. Ma come mai? Questi sono tutti veneti. Cosa prendono un souvenir per portarlo a Vicenza? Ci vogliono gli stranieri. E allora andiamo a conoscere chi è arrivato oggi a Venezia, pescando a caso tra Piazza San Marco e il Ponte di Rialto. Di dove siete? Di Sanremo, Quando siete arrivati? Ieri. Quanto rimarrete? una settimana. Da dove arrivate? Bologna. Bologna 100 di Ferrara. Bolognese. Quanto rimarrete qui a Venezia? Solo un giorno. È proprio una toccata e fuga. Toccate e fuga. Il fatto che ancora ci sia un po' di Covid in giro vi preoccupa? Ma direi di no, soprattutto per il fatto che man mano anche noi ragazzi ci stiamo vaccinando. Where are you from? Luxembourg. Questa ragazza è arrivata da Lussemburgo assieme a 3 amici e si fermerà in città per 3 giorni. Come spesso accade, a Venezia si mescolano nazionalità diverse. Where are you from? I'm from Turkey. And you? From France. I'm from Ireland. Ma perché siete tutti di diverse nazionalità? Stiamo studiando un master di sostenibilità e management energetico alla Bocconi. Ah, e oggi avete deciso di fare una gita? Quanto rimanete? 2 giorni.
Abbiamo una notizia di cronaca, un grave incidente stradale avvenuto ieri sera in centro a Gorgo al Monticano, uno scontro tra un'auto e uno scooter. Al volante dell'auto c'era il parroco del paese che aveva appena terminato la messa. Ancora da chiarire da parte della polizia stradale le cause dell'incidente, accaduto lungo la Postumia. Il ragazzo che si trovava in sella al ciclomotore è stato immediatamente soccorso dai sanitari del SUEM e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso, dove si trova in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco. E intanto si sono presentati dei focolai nelle scuole trevigiane, contagi che si stanno allargando nelle classi. L'anno è ormai finito, però per non tornare impreparati, totalmente impreparati a settembre, la dirigente scolastica Carmela Palumbo oggi da Breda di Piave ha lanciato la proposta per vaccinare anche gli studenti. Non ci aspettavamo proprio una recrudescenza, diciamo così, dei contagi e chiaramente questo significa che bisogna mantenere alta l'attenzione, i protocolli di sicurezza, ma soprattutto che bisogna davvero per settembre cominciare a ragionare sulla vaccinazione anche dei ragazzi. Se il contagio si è praticamente azzerato tra i docenti con indici vicini allo zero, lo stesso non si può dire tra gli studenti. Sono 700 quelli a casa in questi giorni in quarantena per aver contratto anche fuori dalle aule il Covid. 2 cluster importanti in 2 istituti superiori, 76 classi in quarantena con il contact tracing subito scattato per i familiari. Per la dirigente delle scuole del Veneto Carmela Palumbo, oggi a Breda di Piave la vaccinazione dei ragazzi diventa imprescindibile per ripartire in sicurezza a settembre, evitando il balletto di presenze e quarantene vissuto in questo ultimo anno. La vaccinazione credo che sia veramente indispensabile quando ci saranno adesso le autorizzazioni per settembre. Rimane, come conferma Palumbo, ancora un punto di domanda su quale offerta formativa la scuola potrà dare agli studenti durante l'estate. Le scuole che stanno aderendo ai bandi aperti dal Ministero ancora non sanno quando né quanto denaro arriverà per pianificare ed assumere. La scuola d'estate dunque per molti istituti superiori non partirà. Le scuole sapranno se e quanto avranno nei primi giorni di giugno, quindi devono attendere ancora un po' per dimensionare anche il loro piano estate. In linea di tendenza vedo che le scuole del primo ciclo, quindi fino alla terza media, stanno organizzando anche molte attività appunto di tipo extracurricolare, quindi ludico, ricreativo, di recupero della socialità nel periodo anche di luglio, mentre le scuole superiori si stanno orientando di più verso settembre. E a proposito di vaccinazioni ai ragazzi, è pur vero che i genitori soprattutto sono divisi al momento, però arriva direttamente dall'assessora regionale Elena Donazzan un forte appello alle famiglie. I genitori hanno una responsabilità che è quella dei propri figli e io appunto sono contro l'obbligo vaccinale, però che approfondiscano con i loro medici e poi chiaramente è una scelta di coscienza. L'appello alla coscienza dei genitori dell'assessore all'istruzione del Veneto. Vaccinare o meno i ragazzi, fascia 15-18 anni, per cui l'EMA ha autorizzato il vaccino Pfizer dal 28 maggio. È il tema spinoso d'attualità in questi giorni, che divide le opinioni in vista del ritorno in classe degli studenti a settembre. A Vicenza l'associazione Scuole in Presenza prende posizione e si schiera per il no, temendo possibili conseguenze nocive future. Altrettanto netta la posizione di Elena Donazzan. Io mi vaccinerò, è questo il periodo della mia classe di età. Però sono perché non vi sia un obbligo vaccinale, credo che sia un fatto proprio di cultura. In questo momento certamente prima dei più giovani che hanno dimostrato di avere una forza fisica, un atteggiamento anche nei comportamenti, peraltro a scuola molto controllati, ci sono le aziende che devono avere i propri collaboratori che devono andare all'estero, dobbiamo fare in modo che i turisti vengano e quindi ben venga anche, come ha fatto il Presidente Zaia, dire a tutti il Veneto vi può vaccinare anche la seconda dose, venite pure in Italia, venite pure in Veneto. Certo che se serve per far ripartire l'economia, forse è il caso che tutti riflettiamo che sia il caso di vaccinarsi. C'è una pausa, ci troviamo tra pochissimo.
Focus TG, siamo nuovamente in diretta. L'onorevole Alessandro Zan, il papà, possiamo dire così, del disegno di legge, della proposta di legge contro i crimini d'odio, contro l'omotransfobia, contro l'abilismo e contro la misoginia, è stato a Treviso e ha cercato di far capire durante una conferenza il perché dell'importanza dell'approvazione di questo disegno di legge. Sentiamo. Approvare una legge contro i crimini d'odio significa approvare una legge che tutela tutti. Questa non è una legge sulle minoranze, non c'è nessun panda da tutelare. Stiamo parlando di persone che vengono discriminate semplicemente per quello che sono. E dunque si è visto che in tutti i paesi dove questa legge è stata approvata, oltre ad avere un effetto deterrente, ha prodotto una cultura positiva del rispetto e dell'inclusione. Se qualcuno, perché non ha argomenti, perché hanno solo inventato fake news, scappa dal confronto, ecco, questo francamente è la sconfitta della politica. Se le forze politiche che hanno sostenuto la legge alla Camera lo faranno anche al Senato, cioè se Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Leu e Italia Viva, che hanno votato la legge, e alcuni parlamentari di Forza Italia, perché non dimentichiamo che c'è anche un pezzo del centrodestra che l'ha votato, se questi al Senato faranno la stessa cosa, la legge ha i numeri per passare. Io spero e confido ancora che questa possibilità sia scongiurata, perché è il 6° tentativo in Parlamento che facciamo. Non possiamo aspettare ancora 10 anni per avere una legge contro i crimini d'odio. L'Italia è un paese ad alto tasso di omofobia. Adesso andiamo a Venezia, perché oggi è stata una giornata storica per la città, tornata la voga longa. Abbiamo in collegamento Skype il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, una mattinata intensa e soprattutto la voglia di tornare in presenza ad assistere un evento che, se non ho capito male, tra l'altro è stato fatto, è vero, in dimensioni ridotte, perché hanno percorso un tragitto più corto, ecco, più breve. Però insomma l'emozione è sempre tanta. Sì, buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Si è da poco conclusa la Vogalonga in edizione speciale, perché la Vogalonga ha avuto quest'anno una edizione legata ai 1600 anni di Venezia, quindi non rientra nelle 46 edizioni precedenti, ma ha avuto comunque un forte valore simbolico, appunto legato al compleanno della città. Un percorso diverso dal solito, che ha visto la presenza di circa 250 imbarcazioni, tutte imbarcazioni della Voga alla Veneta, quindi questa è stata per quest'anno l'unica specialità, diciamo, premiera ammessa, proprio per evitare assicuramenti, proprio per evitare il fatto che non si può ancora abbassare la guardia. Comunque si è svolta con circa 1000 partecipanti ai remi, percorso di 20 km tutto in laguna, rispetto ai con grande entusiasmo, ha visto anche dalla presenza, diciamo, pubblico di appassionati che hanno assistito all'arrivo delle imbarcazioni qui all'Arsenale, come stiamo vedendo nelle immagini. Benissimo. Ti sento molto male, Lorenzo. Con il consueto colpo di cannone. Certo, bene, allora io ringrazio. Intanto stiamo vedendo le immagini che sono state girate proprio in questa mattinata, sentiamo anche l'entusiasmo, le persone che incitano i vogatori durante questa manifestazione. Grazie intanto Lorenzo per il tuo collegamento, grazie e buon lavoro, buona continuazione. Voi, buona giornata. Noi proseguiamo col nostro notiziario. 23 maggio 1992, sono passati 29 anni da quel dramma in cui perse la vita per mano della mafia il giudice Falcone, e proprio a Breda di Piave viene intitolata una rotonda alla legalità.
rotonda che unisce le vie Falcone e Borsellino e Generale Dalla Chiesa, 3 vittime della mafia, 3 simboli della lotta per la legalità. È stata inaugurata questa mattina a Breda di Piave, a 24 ore dalla giornata nazionale della legalità. Una rotonda che porta il suo nome, un gesto fortemente voluto dall'amministrazione comunale e salutato dalle più alte autorità cittadine. Il prefetto di Treviso, il questore, la dirigente scolastica del Veneto, Carmela Palumbo. Si può morire di mafia, anzi si muore di mafia. La mafia come una malattia che non aggredisce il corpo, ma aggredisce sicuramente la dignità delle persone e soprattutto aggredisce quella che è la solidità di una comunità. Accanto a loro Luciano Tirindelli, uomo della scorta di Falcone che miracolosamente scampò a quell'attentato in cui morirono il giudice, la moglie e 3 uomini della scorta. È cosa nostra, è a casa nostra, è a Treviso, è a Breda, è a Bolzano, è ovunque, ed è ciò che dobbiamo combattere. Come si fa a combattere? Io non sono qua per parlare al vento, si combatte non scendendo a nessun compromesso, è molto semplice. E poi è anche importante che ognuno di noi nel loro piccolo faccia la propria parte, come diceva Giovanni Falcone. Un impegno costante salutato dalle parole e dai disegni realizzati dai giovani ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Breda di Piave. La legalità è libertà. È il principio essenziale per la convivenza civile. Una rotatoria dove per guidare in sicurezza è necessario rispettare le regole. Questo il messaggio che il Comune ha voluto dare. Deve rimanere un simbolo, rotatoria della legalità. All'interno della rotatoria ci sono regole, come si dice, e dobbiamo tutti rispettarle per portare avanti tutti una circolazione, come si vuol dire. E la circolazione della nostra società, portarla avanti nel rispetto delle regole. Ecco. Voltiamo decisamente pagina, andiamo nei centri commerciali perché proprio da questo fine settimana sarà possibile vedere nuovamente i negozi aperti. Finalmente siamo tutti contentissimi. Dopo oltre 6 mesi i negozi dei centri commerciali alzano le saracinesche anche di sabato e domenica. Fino ad ora erano aperti solo i servizi essenziali. Un'attesa durata parecchio tempo e un giro di boa che i commercianti e le strutture aspettavano e chiedevano da tempo. E ovviamente adesso non aspettiamo altro che i nostri clienti. È stata dura, però finalmente è arrivato il giorno. La risposta è stata molto positiva per quanto riguarda la mattinata. Un po' di flusso in più abbiamo visto, essendo considerato weekend. Noi intanto incrociamo le dita. Proprio lo scorso 11 maggio si era tenuto uno sciopero nazionale con saracinesche abbassate in tutta Italia in segno di protesta. I negozianti ora possono tirare un sospiro di sollievo. Vedevamo l'ora e siamo anche contentissimi di come sta andando. C'è un buon afflusso di clienti? Direi proprio di sì, e anche scontrini molto buoni, devo dire. Quindi siamo contente. È un buon ritorno? Sì, direi proprio di sì, c'è finalmente un po' di normalità. Negli ultimi mesi i negozi dei centri commerciali hanno avuto ingenti perdite di fatturato a causa di queste chiusure nei weekend. Un decremento di vitale importanza, basta considerare che è nei giorni festivi che si concentra quasi la metà delle vendite. Le perdite di fatturato nei weekend che ci hanno penalizzato tantissimo erano veramente importanti, dell'ordine del 20-25% se non di più. Chiaramente ha anche influito il periodo di Natale. Con le gallerie dello shopping aperte si torna ad una normalità che anche molte persone attendevano. Era ora per i negozianti, per i clienti e per tutto quello che ha conseguito la chiusura dei negozi. Dai, è bello ripartire, è bello girare, poter passare nei negozi, vedere aperto. Finalmente dopo 7 mesi ci siamo fatti un bel giro con la famiglia. Chissà che sia finito tutto. E a proposito di riaperture, perché riaprono non soltanto i negozi nei centri commerciali il sabato e la domenica, ma in generale verso la riapertura anche palestre, cinema, parchi divertimento, musei, ristoranti anche al chiuso prossimamente. E abbiamo chiesto ai vicentini e alle vicentine come si organizzeranno in vista di queste riaperture. In palestra forse? No dai, in realtà adesso che è estate si va a camminare fuori, quindi in realtà nessun parco di divertimento e niente. Nemmeno cinema perché è il chiuso, quindi? No, assolutamente, quindi si andrà fuori all'aperto. Penso rivisitare qualche museo, più che Gardaland, al limite porteremo la nipotina quando sarà più grande. Noi qua a Vicenza abbiamo sempre da riscoprire qualcosa. Sicuramente in qualche piazza storica, come può essere anche Vicenza,
I musei li lascio un po' per secondi, mi piacciono di più le cattedrali, le chiese, le cose storiche di culto, dove c'è un'energia abbastanza importante. Poi torno anche ai musei. Al cinema. Sì, manca tantissimo il cinema. Un po' di vita serale ci sta. Gardaland. Sì, un po' di divertimento con l'anno che c'è stato, direi che ci sta. Un po' di leggerezza. Sì, esattamente. E vado volentieri in un museo, vado volentieri a mangiare fuori. Ecco, le discoteche non mi interessano, mi dà fastidio il rumore eccessivo. Io spero che aprano le sale da ballo, perché io vivo di ballo, perché mi rigenero col ballo, è una cosa che mi dà gioia immensa. E dopo da tutte le parti, il poter uscire e andare in giro è la cosa più bella. Piscina, teatro, un po' tutto. Siamo a digiuno di tutto oramai. Speriamo che le cose vadano come stanno adesso. È l'unica cosa che possiamo dire. Noi facciamo teatro tutti e tre, signore, quindi siamo qua che speriamo che aprano, che ci diano la possibilità, almeno se non altro sulle piazze, sulle ville, di poter recitare, di fare qualcosa. Tutti ci siamo sentiti esclusi come delle persone, come possiamo chiamarla, segregate, è la parola giusta. D'altronde questa è la situazione. Al ristorante, se fa freddo mangio dentro, e al bar bermi qualcosa, se fa brutto, dentro. Al mare. Sicuramente al mare. Di certo abbiamo sentito che ha pesato tanto questa chiusura, queste limitazioni hanno pesato tantissimo sulle persone, la conferma l'abbiamo sentita poco fa dal nostro servizio. Adesso invece andiamo in pieno centro a Padova, andiamo in piazza De Gasperi, vediamo un po' come è stata trasformata. Al posto delle auto parcheggiate, un campo da basket, pallavolo e pallamano e una serie di nuovi alberi. In piazza De Gasperi, nei decenni scorsi, luogo di spaccio e consumo di droga e di altre trascuratezze, l'aria è cambiata. Il progetto del comune ha avuto il placet dei residenti, circa 2000, e in più è diventato finalista del premio internazionale Il paesaggio come strategia della Triennale di Architettura e Design di Milano, tra 100 progetti da tutta Europa. Con la volontà e la collaborazione di tutti un luogo può cambiare, anche piazza De Gasperi, e la cosa importante è che non devono cambiare solo le forme, i colori, ma che qui deve venire tanta gente e cambiare la reputazione, il nome di questa piazza che già oggi anche a livello europeo fa parlare di sé per questa ritrovata riqualificazione e vivibilità. La bellezza di un luogo è data anche dalle relazioni che genera e pensare che questo luogo una volta veniva evitato dai passanti. La cosa interessante è che ha visto i residenti utilizzare lo spazio e chiedere una trasformazione di una destinazione che era prevista da suolo da parcheggio a piazza pedonale, quindi questo lo trovo veramente una cosa interessante per la città e poi appunto un riconoscimento anche sulla qualità di quello che è stato fatto, insomma. L'uso dei colori, le alberature, il calcestruzzo è un tocco di eleganza, ma fa notare l'architetto progettista il fatto che la gente utilizzi questa piazza è già un successo, al di là di come andrà al concorso di Milano. Abbiamo visto dei ragazzini già in pieno divertimento e stavano già usando questa nuova piazza. Andiamo invece a Venezia perché ieri è stata inaugurata la Biennale di Architettura. Già l'anno scorso abbiamo sentito durante la mostra del cinema che la gente era molto felice di esserci in presenza. Ieri ho sentito, anzi ho intravisto dietro le mascherine il sorriso delle persone che potevano essere in presenza. Il Leone d'Oro alla carriera, Raphael Moneo, ha aperto ufficialmente in streaming da Ca' Justinian la 17ª mostra internazionale di architettura, una cerimonia sobria durata meno di 25 minuti alla presenza del Presidente della Camera Fico, del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, che ha premiato Moneo. Sono molto commosso di trovarmi adesso qui a Venezia per ricevere
il Leone d'Oro alla carriera della Biennale d'Architettura. Ero ancora un giovane architetto, borsista dell'Accademia di Spagna a Roma, quando venni qui per la prima volta. Perché Rafael Moneo non abbia ancora ricevuto il Leone d'Oro alla carriera fino ad ora, per me resta un mistero. Ma voglio cominciare col ringraziare chi mi ha preceduto in questo ruolo per aver lasciato a me l'onore di offrirglielo. Il presidente della Camera Roberto Fico ha poi effettuato una breve visita privata ai padiglioni dei giardini della Biennale, prima di fare subito rientro a Roma. È la dimostrazione plastica di come la ripartenza è possibile, di come siamo ripartiti, di come fare un evento così importante dal punto di vista internazionale è il simbolo oggi della ripartenza del nostro Paese. Ricordiamo, la Biennale si potrà visitare sino al prossimo 21 novembre. Questo era anche il nostro ultimo servizio. L'appuntamento serale con l'informazione torna alle 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.